Ciao, questo è un video acquisti. Allora, iniziamo da 3 shampoo. Primo shampoo è uno shampoo di Bottega Verde per capelli grassi e vi devo dire che mi sta piacendo, sta facendo il suo lavoro di darmi una bella pulizia alla cute, che è la parte mia più grassa. Poi un altro shampoo che l'ho utilizzato un po' meno rispetto all'altro, perché questo l'ho utilizzato fino a qui, questo un po' meno. Questo l'ho preso al supermercato ed è la Garnier Fructis ed è capelli puliti e brillanti, shampoo fortificante. Allora, di questo mi piace la profumazione, come effetto pulente verso sera questo è migliore. Però alternando i due la situazione ci può anche stare. Di questo mi piace la profumazione che lascia ai capelli. L'ultimo shampoo che vi faccio vedere è questo del marchio Kerastase. Questo invece l'ho preso da Sephora ed è uno shampoo anticaduta. Le prime 4-5 volte che lo utilizzavo non vedevo nessun risultato, poi con uso costante dalla 10ª volta in poi ho iniziato a vedere dei risultati, che perdevo meno capelli. Però anche questo, come effetto pulente, visto che la sua indicazione è come anticaduta, l'effetto di pulire i capelli grassi è un po' meno. Però diciamo che li alterno tutti ora come ora, dopo averli provati separatamente, perché anche questo qui l'ho provato 10 giorni di seguito. Ora come ora penso di alternare un po' la questione di questi 3 shampoo e mi regolo così nelle giornate in cui mi lavo i capelli. Poi da acqua e sapone ho preso del marchio dell'Idea sia il doccia che lo scrub corpo. Allora, entrambi sono alla profumazione albicocca e mango. Il doccia sono 500 ml, mentre lo scrub corpo sono 200 ml. Sempre da acqua e sapone, uno da acqua e sapone e uno da Tigotà, ho preso l'acqua micellare Detox di Now Bay. Io questo marchio Now Bay, che qui ho ottenuto la confezione, questa qui l'avevo trovato nella box di Look Fantastic. Poi avevo cercato il marchio di riacquistarla, perché come acqua micellare mi è piaciuto l'effetto, perché riesce a struccarmi anche gli occhi. Però non avevo più trovato questo marchio su Look Fantastic. Poi, parlando qui su YouTube, mi è stato scritto: guarda che sia Acqua e Sapone che Tigo Touch hanno questo marchio, e infatti è vero, l'ho trovato e ne ho preso uno per negozio, uno da Tigo Touch e uno da Acqua e Sapone, e adesso posso, sperando, perché l'hanno cambiato la confezione, spero che la formula sia la stessa o anche migliore, ancora più migliore di quella che ho già provato, e speriamo bene. Tornando da Bottega Verde, ho preso questo scrub di zucchero tonificante. Questo qui sarebbe al limone e zenzero per pelli normali e miste. Io ci ho già provato quello al cioccolato, che dovrebbe essere per pelli secche. È uno scrub tranquillo, niente di... ogni tanto lo uso, lo alterno ad altri, però vi devo dire che non è che ci abbia trovato, cioè quando mi faccio la pulizia viso con i prodotti di Kiehl's vedo un risultato più luminoso. Questo sì, si può utilizzare in mezzo ad altri prodotti, però per un risultato più luminoso sulla mia pelle preferisco il detergente della Kiehl's. Però utilizzandolo tanto per alternarlo ad altro ci può anche stare. Poi ho preso 2 correttori, uno di Chanel e uno di Bourjois. Li ho presi per abbinarli a 2 fondotinta che già possedevo. Uno è questo qui, il Bourjois Health Mix, e les Beige di Chanel. Allora, di Bourjois ho il numero 53, di Chanel ho il numero 30, e come
sono fondotinta che mi piacciono utilizzare, hanno quella coprenza medio leggera che a me piace sulla mia pelle, perché vedermi troppo coperta non mi piace. Hanno quell'effetto naturale che li uso tranquillamente entrambi, e ho voluto abbinarci anche i correttori, e vi devo dire che non sono niente male, per cui un bel acquisto anche questo. Passiamo da un sacchettino di Sephora. Allora, del marchio Too Faced ho preso la Cocoa Contouring. Questa qui sarebbe la palette. Ecco, il pack è bellissimo e anche le polveri sono belle, che vi devo dire che mi piacciono molto. Ci sono 3 terre e 3 illuminanti opachi. Beh, le terre ho utilizzato questa e questa, gli illuminanti lo stesso, questo e questo, e mi sono trovata bene. Gli unici che devo ancora utilizzare sono queste colorazioni più scure, ma vediamo quest'estate se riesco ad abbronzarmi, se riesco a truccarmi, perché bisogna vedere a che temperature si arriva. Comunque nell'insieme come palette mi piace, sono contenta di aver preso questa palette di contouring, perché sulla mia pelle mi trovo bene ad utilizzarla. Sono sfumabili, non sono quei prodotti che fanno macchia, si possono stratificare, per cui io mi trovo bene. Un altro prodotto che ho preso da Sephora è questa palette di Benefit, la C-Star. È una nuova palette di prodotti viso, però vi devo dire non mi sta molto convincendo come prodotti viso. Allora, questa qui sarebbe la palette, e questi qui sarebbero le colorazioni. Praticamente ci sono dei blush nuovi, c'è il Georgia e il Sugar Bomb, che sono delle novità. Poi c'è la classica Terra Hull, il Dallas come blush e un illuminante cookie. Allora, portandola nei giorni mi ha un po' stufato come colorazione, e nel senso che anche qui la Terra Ula io la metto, ma utilizzandola nei giorni mi dà quasi l'impressione che vada leggermente verso il caldo, non rimanga quella terra fredda proprio adatta al contouring. Ok, ce l'ho, la uso, anche i blush sì, sono carini. Beh, a parte, cioè forse quello più carino è questo qui che dà sull'albicocca, perché questo qui sembra quasi una terra chiara e questo è un mix di colori. Però diciamo che per un mio gusto, a proposito, sa anche è profumata, non saprei dirvi di che profumo, però ha un profumo sul fresco. E stavo dicendo che per me quella migliore rimane sempre questa qui è una vecchia, comunque le cialdine di questa come di questa si trovano anche singolarmente. Allora, questa qui è una vecchia palette sempre di Too Faced, sempre per il viso. Anche qui c'è la Ula, poi ci sono questi 4 blush e li uso più volentieri, a parte questo qui che è il California, che è quello più colorato. Gli altri 3 riesco ad utilizzarli più tranquillamente e li alterno tranquillamente giorno dopo giorno. Allora sarebbero il Gold Rush, il Rockateur e il Dandelion, e ci sono anche le cialde singole, ma io sono contenta di averla qui tutta in una palette, perché posso prendere quello che più mi ispira nella giornata, e quello che utilizzo di più è questo qui, che sarebbe il Dandelion, che è quello che mi ispira di più da utilizzare. Un altro prodotto nuovo arrivato sarebbe la palette di Too Faced Born This Way The Natural Nude. Allora, questa palette è di colori nude, ma la devo ancora utilizzare. Ho visto qualche tutorial e vi devo dire che vedendo anche i tutorial mi piace, perché l'ho presa appena uscita dal sito
e anche vedendo i tutorial mi piacciono le colorazioni. Tolgo la sua cartina. Allora, beh, il pack è così, che è un degradé dal più chiaro al più scuro, sempre di toni nude, e queste sono le colorazioni. Anche qui vanno dalle più chiare alle più scure. Poi c'è questa parte centrale, adesso provo a piegare per darvi un'idea di colori, che ha queste colorazioni che danno verso il rosa più o meno. E vi devo dire che l'idea di provare anche questa palette mi ci sta, perché anche qui le colorazioni, beh, c'è un mix tra colori shimmer e colori opachi, e vi devo dire che è bella come palette. Ok, sono sempre colori nude, però avere queste gradazioni dal più chiaro al più scuro mi piace come idea, e io l'ho presa soddisfatta anche dell'acquisto. Ultimo prodottino che vi faccio vedere è il Size Up mascara di Sephora. È il nuovo mascara di Sephora. Questa è la mini taglia, l'ho già provato, qui ve l'ho rimesso dentro la confezione, però riaprendolo c'ha questo scovolino fatto così a clessidra, e vi devo dire che come mascara non è niente male, per cui non costa neanche eccessivamente, perché questo piccolo costa 5,60 € e quello grande 12, ma è fatto bene. Un altro mascara che ho intenzione, adesso vediamo quando, di acquistare è quello di Anastasia Beverly Hills, perché ho visto una recensione di Giulia Cova e il risultato sulle sue ciglia mi è piaciuto, per cui l'ho messo nella lista di acquisti prossimamente, o quando farò gli acquisti da Sephora, anche perché se voglio prendere questo mascara sicuramente ora come ora lo devo prendere dal sito, perché non c'è in negozio. Però ho visto che lavora bene e mi ispira anche a provarlo. Ok, io adesso per questo video acquisti vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!